Assessore Bini, ci troviamo in vetta allo Zoncolan, seppur la stagione sciistica non ci sia stata, la nazionale azzurra è qui e sta testando materiali e anche la pista stessa, indicazione che il Friuli Venezia Giulia ha impianti di primo ordine. Assolutamente sì, le nazionali di sci hanno sempre ricercato le montagne del Friuli Venezia Giulia. Oggi e in questi giorni la nazionale di sci maschile sta, come diceva lei, testando sia materiali sia, come dire, le piste. Lo slogan che noi vorremmo utilizzare è benvenuto in paradiso. Oggi abbiamo la fortuna di essere in cima allo Zoncolan in una giornata meravigliosa, abbiamo la possibilità di traguardare le altre cime, insomma una cartolina stupenda della nostra regione. Quello che noi stiamo facendo come regione Friuli Venezia Giulia è di investire denari, risorse importanti per arricchire la già ricca offerta della nostra regione e poi insomma promuovere e far conoscere al mondo le ricchezze che noi abbiamo. Penso siano uniche, penso che siano in grado di, tra virgolette, comprare qualsiasi turista. Insomma, guardatevi in giro e vi renderete conto di quello che sto dicendo. Anche se la stagione invernale non è mai partita, con la testa però siete già alla stagione estiva e direi che forse ci sono già i presupposti per mettere a segno risultati importanti. Sì, guardate, noi già l'anno scorso avevamo, seppur in un momento comunque difficile e particolare, condizionato dal Covid, abbiamo avuto uno sprazzo di stagione estiva caratterizzato da dei numeri molto importanti, con dei segni più. E questo sta a significare quanto comunque anche in momenti difficili e particolari come questi i turisti ricercano il Friuli Venezia Giulia come regione sicura, sana, nella quale trascorrere le proprie vacanze. Per quest'anno noi contiamo di poter, insomma, Covid permettendo, garantire una buona stagione non solo al mare quindi, ma anche e soprattutto alla montagna.